Ben ritrovati in studio, tema di quest'oggi l'approfondimento di carattere finanziario e quindi parliamo di investire i propri risparmi e la corretta gestione del patrimonio attraverso appunto i propri risparmi, che sono un bene importantissimo per ogni persona e per ogni famiglia. Vi presento subito il mio ospite. In studio con me c'è Mauro Schileo, consulente patrimoniale. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno. È tornato a trovarci, ci fa molto piacere perché ci siamo visti nel 2023 affrontando una serie di approfondimenti proprio di questo carattere. E so che insomma forse anche merito di averne parlato in maniera chiara, siamo riusciti a parlare di questo argomento e spiegarlo in maniera un po' più semplice. Che riscontro ha avuto? Diciamo è stato divertente fare un po' di divulgazione finanziaria, raccontare un po' chi sono, cosa faccio e come facciamo la nostra attività noi consulenti finanziari. Qualche consiglio l'abbiamo dato e in effetti ha portato anche qualche risultato, nel senso che sono arrivate diverse telefonate, parecchie persone ci hanno contattato interessate a fare una valutazione, alcune sono venute in ufficio da me, altre sono andato a trovarle io e di fatto abbiamo risolto qualche problema a livello successorio, abbiamo portato rendimento a diverse famiglie. Nella pratica poi è anche successo che qualche persona ha deciso di venire a lavorare con noi, quindi a collaborare, e questo è stato un altro aspetto interessante che insomma non mi aspettavo veramente, ma il seguito è stato notevole, è Sì, stata una grande ricordo che soddisfazione. cercavate anche insomma collaboratori da aggiungere al vostro organico. Non ne cercavamo così tanti, sinceramente, ma è stato positivo, nel senso oggi abbiamo raggiunto il numero di collaboratori che ci aspettavamo di raggiungere in un tempo molto breve, questo è positivo, la crescita è stata notevole. Infatti devo ringraziare molto le persone che hanno ascoltato e chi ha voluto dare fiducia. Non è mai abbastanza e va sempre bene, ma il concetto è che insomma decisamente positivo, ecco. Ci fa piacere. Senta, avevamo parlato di tantissimi argomenti, di investimenti, di diverse tipologie di investimenti, diversi settori, su che cosa puntare, quali sono le strategie adeguate. Quindi le chiedo i suggerimenti che aveva dato l'anno scorso nelle puntate precedenti, penso, non lo so, ai BTP, ai titoli di Stato, sono state valide, hanno dato i loro frutti? Questa è una domanda difficile, se è la cartina al tornasole, se il consulente è capace o meno, perché ex ante, cioè in anticipo, sono tutti bravi, chiacchieroni e portano grandi risultati. Poi il consulente si misura sui fatti, perché fondamentalmente il mio è un lavoro semplice, se il cliente mi affida 100 deve avere più di 100. Beh, devo dire che questo io l'ho fatto in video, quindi qualche suggerimento l'abbiamo dato in linea di massima, perché poi è sempre da coniugare nelle tasche delle persone che si hanno davanti, perché lo stesso suggerimento non è opportuno per una famiglia e magari è opportuno per un'altra. Però tendenzialmente sui BTP abbiamo fatto centro in maniera particolare. Chi ha acquistato per esempio a fine anno del 2023 oggi ha rendimenti notevoli, superiori, su scadenze lunghe ha portato a casa rendimenti superiori al 10%. Per chi ha investito nel mercato azionario, idem, non tutti i mercati azionari, però in generale l'azionario americano e quello europeo sono saliti parecchio, lo dicevamo a gran voce nelle puntate precedenti, effettivamente hanno suggerimenti azzeccati. Diciamo che oggi, per esempio, una famiglia che mi ha dato un po' di patrimonio in gestione mi ha messo in concorrenza con un altro competitor dicendo affido metà del patrimonio a te e metà all'altro competitor. Ci siamo rivisti la settimana scorsa a distanza di quasi un anno, insomma, di risultati. Diciamo che abbiamo battuto 6 volte i nostri competitor e quindi di fatto questa famiglia ha deciso di affidare tutto a noi. E questo è stato una delle cose che mi dà molta soddisfazione, nel senso che al di là di aver vinto la sfida, ma insomma vedere la soddisfazione negli occhi della famiglia, avergli messo qualche soldo in più in tasca, non sono solo soldi, insomma c'è anche la soddisfazione del lavoro, Certo. quelle gratificazioni che vanno oltre il denaro. Comunque sì, certamente
Abbiamo fatto centro, questo sì. Ha dato i suoi frutti. Mi piace ripartire un po' dall'inizio, no? Per chi non ci avesse seguito, ma insomma fa sempre bene ripetere. Io l'ho presentata come consulente patrimoniale. Mi interessa capire e far capire ai nostri amici a casa che ci seguono che cosa fa il consulente patrimoniale, il ruolo di questa figura che lei rappresenta. Il consulente patrimoniale fondamentalmente segue il patrimonio delle famiglie, cioè si parte dall'ascoltare. Ascoltare il cliente, capire chi è, cosa fa, da dove arriva, la fonte del denaro, come ha costruito questo patrimonio, la struttura familiare. Patrimonio non è soltanto soldi, denaro, ma è anche immobili, quote aziendali, beni di lusso, tutto quello che compone l'asset, cioè il valore di quella famiglia. Una volta capito questo, bisogna capire l'età della persona, insomma, quale proiezione ha nel futuro, qual è lo stato di salute, che tolleranza al rischio c'è. Sono diverse le informazioni, sto semplificando ma c'è molto nella fase di entrata in relazione. Capito questo, bisogna capire come quel patrimonio può essere impiegato in maniera corretta per quella famiglia. Esempio, magari difendendola da rischi, magari risolvendo un problema successorio che potrebbe insorgere, magari puntando al rendimento perché è una famiglia che ha dei risparmi in più e vuole spingere sui rendimenti e quindi prendere qualche rischio in più. Questa è la parte fondamentale, quindi il consulente deve ascoltare, capire profondamente le esigenze della famiglia e poi coniugare tutte queste esigenze in strumenti finanziari, perché poi alla fine io di questo mi occupo, non tratto la parte immobiliare o insomma aziendale, ma seguo la parte della finanza. Quindi creare un portafoglio che sia adatto e funzionale a quella famiglia per portare risultati, ma prima di tutto difendere dai rischi, che è la parte fondamentale del lavoro. Difendere dai rischi oggi è un tema molto attuale, nel senso che il mercato, per esempio anche durante la pandemia il mercato si è mosso parecchio, oggi ugualmente si sta muovendo parecchio, quindi qual è un investimento buono rispetto ad un altro? Come si fa a misurare un investimento migliore rispetto ad un altro? Allora, punto 1, a parità di rischio, quello che rende di più è migliore. Viceversa, a parità di rendimento, quello che rischia di meno è migliore. Quindi, tante volte i clienti mi parlano, ma la mia banca mi ha portato il 5% di rendimento, dico un numero per fare un esempio. Ho capito, 5% di rendimento, ma quanto rischio hai assunto, caro cliente, per fare quel 5%? Quindi non è sempre positivo soltanto il numero finale. Quindi uno degli aspetti importanti, a parità di rendimento potevi rischiare molto di meno. Oggi per esempio un BTP che rende il 5% si può trovare, ci avviciniamo parecchio, quindi sì, occorre assumere un rischio da mercato azionario? Magari no, dipende, va valutato. Questo è il lavoro che fa il consulente, capire quali sono le esigenze e tradurle in strumenti finanziari. Ecco, forse è nell'immaginario comune pensare che insomma, assumersi un rischio basso porta poi a poco risultato poco tangibile. È così anche in questo campo? Allora, tendenzialmente basso rischio vuol dire rendimenti contenuti, ma non è proprio sempre vero. Faccio un esempio, la famiglia di cui parlavo poco fa, che ha deciso di mettermi in concorrenza con un'altra banca, di fatto da me ha ottenuto risultati maggiori in termini percentuali rischiando decisamente di meno. E questo fa sì che il mio portafoglio fosse migliore al di là delle rese, ma solo a livello di rischio. Dall'altra parte ha assunto un rischio maggiore per portare alla fine minori rendimenti. Questo è un aspetto importante. Fondamentalmente bisogna saperli costruire i portafogli. Ora, io non ho la sfera di cristallo e non prevedo il futuro, ma insomma, dopo 16 anni a fare il consulente finanziario, qualche buca durante il percorso ho imparato a schivarla, ecco. C'è molta attenzione al rischio nei portafogli, da parte mia, c'è molta attenzione a proteggere i patrimoni dei clienti. Questo è uno degli aspetti importanti. Quindi non sempre rischio basso significa bassi rendimenti, dipende. Bisogna partire dall'attualità, no? Per capire quali sono le scelte giuste da fare, le strategie corrette da mettere in atto e quindi come stanno andando questi primi mesi del 2024, se guardiamo ad oggi come sta andando il mercato? Il 2024 è partito nettamente in ripresa, oggi l'inflazione sta scendendo, qualche giorno fa, giovedì 7, ha parlato Christine Lagarde, la Presidente della Banca Centrale Europea, dando indicazioni precise sulla politica dei tassi. Fondamentalmente
ha mantenuto invariata la politica dei tassi, oggi i tassi di interesse sono ai massimi, quindi finanziarsi, chiedere un mutuo, un prestito costa parecchio. Questo è una scelta da parte della Banca Centrale Europea fatta proprio per rallentare un pochettino il mercato e far sì che l'inflazione scenda. L'inflazione è uno dei mali neri per la finanza. Allora, tutto questo che cosa significa? Significa che ad oggi abbiamo uno scenario dove i tassi sono ai massimi e presumibilmente verso giugno i rumors dicono che verso giugno potrebbero iniziare a scendere, quindi in questa fase di mercato comprare determinati strumenti sensibili che avranno una variazione sulla base della politica monetaria potrebbe portare buoni rendimenti con basso rischio. Quindi l'anno è iniziato molto bene, potrebbe proseguire anche meglio. Questo è un po' il punto della situazione attuale. Noi siamo perfettamente pronti sul pezzo, anzi siamo lì appostati, pronti per portare a casa tutta la parte di crescita che verrà. Un pezzettino l'abbiamo già portato a casa. Mediamente da inizio anno in questo momento i portafogli crescono di circa un 4% da inizio anno, quindi insomma dopo poco. Andrà così per sempre? Magari, non credo, però insomma il concetto è che sicuramente questo io credo sarà un anno positivo. Ecco, la settimana scorsa l'ANSA titolava la BCE, la Banca Centrale Europea, taglia la crescita dell'Unione Europea. Lagarde, a giugno sapremo di più, proprio in relazione a questo, no? Sì. Alla previsione dei prossimi mesi. Sì, allora, in realtà la Banca Centrale Europea non sta tagliando i tassi e continua ad avere una politica monetaria restrittiva, quindi è molto costoso avere accesso al credito, questa è la scelta proprio della BCE. Rallentare il credito, quindi far diventare costoso il credito, significa rendere più difficile per le famiglie e per le aziende indebitarsi, è molto più costoso e quindi significa disincentivare questo accesso al credito. Questo mancato accesso al credito rallenta gli investimenti, rallenta le compravendite immobiliari e serve a raffreddare il mercato. Perché? Perché altrimenti l'inflazione tornerebbe a salire fortemente, quindi devo rallentare la domanda per calmare il mercato. Certo che il rischio dall'altra parte è che questo rallentamento porti a una recessione e porti i mercati in difficoltà. Allora, la BCE ad oggi è combattuta tra il diminuire, abbassare i tassi ed evitare il rischio di recessione. D'altra parte, se abbassasse i tassi troppo velocemente, probabilmente rischieremo di vedere di nuovo aumentare l'inflazione. Quindi stanno avanzando un passo alla volta. La riunione del 7 di marzo ha dato indicazioni non precise, ma insomma si capisce dalle parole di Christine Lagarde che probabilmente a giugno, raggiunto un certo target di inflazione che è il 2%, ricordiamo che arriviamo da un numero che era oltre il 10%, quindi è scesa parecchio, arrivati al 2% probabilmente inizieranno a tagliare. Le stime dicono che dovremmo arrivare intorno a giugno a questo 2%, quindi probabilmente, non è certo, ma c'è molta probabilità, a giugno inizieranno a ridurre i tassi di interesse. Questo darebbe molto beneficio al mercato obbligazionario, soprattutto sulle scadenze lunghe ci sarà un buon apprezzamento, quindi buoni rendimenti da portare a casa con un rischio basso. Probabilmente darebbe anche molto respiro al mercato azionario. Insomma, dobbiamo capire come avanza il mercato, ma ci sono buone proiezioni che ci attendono. Volevo approfondire questo, quindi che scenario potremmo avere da qui ai prossimi mesi e che come si traduce insomma nelle tasche delle famiglie, ovviamente nei portafogli? In base all'esposizione al rischio, questo è un po' il concetto. Diciamo che il mercato azionario ha già corso un bel po', probabilmente a fronte del taglio dei tassi potrebbe ancora salire, potrebbe anche esserci una correzione, quindi chi entra sul mercato azionario dovrebbe avere un'ottica di medio-lungo termine e sarebbe appropriato per entrare in un mercato più rischioso. Certo che in questo momento, secondo me, valutare l'obbligazionario non è così sbagliato per il semplice motivo che comunque il mercato ha ancora molto da dare e siamo prima del taglio dei tassi. Questo è uno dei motivi per cui, faccio un esempio, anche i BTP, ne parlavamo l'anno scorso, ne parlo anche adesso, sulle scadenze molto lunghe, a fronte di un taglio dei tassi, vedranno un apprezzamento notevole e quindi comprare in questo momento, anche se sono già cresciuti un po', può dare comunque rendimento molto buono da qui a un anno, 2, quindi tendenzialmente un tempo relativamente breve, voglio dire.
Quindi le famiglie potrebbero avere insomma qualche risparmio in più da far potrebbero guadagnare fruttare? qualcosina, sì, decisamente sì. E questo mi fa sorridere perché spesso capita che qualcuno mi dica che è scontento della propria banca, che non sta guadagnando abbastanza, cosa devo fare, cosa non devo fare. Io lo dico sorridendo, ma in realtà lo penso sempre, dico chiamatemi, cioè, alza il telefono e chiamami, facciamo un confronto. Non so se il numero è sullo schermo. Certo, è scorso più volte. Invito le famiglie a chiamarmi per fare un confronto. È gratuito, non costa niente. Valuteremo se il rischio è adeguato a quello che chiede il cliente, se il portafoglio è in linea con le attese e soprattutto se ha una proiezione di crescita o meno in base a quelle che sono le politiche attuali. E questo già fa chiarezza. Dopodiché, se una famiglia avrà piacere di darmi un po' di fiducia e affidare qualche denaro per metterlo a frutto, questo è esattamente il mio lavoro ed è esattamente il motivo per cui sono qui a spiegare come fare un'analisi sui portafogli. Lei ha parlato di mercato azionario e obbligazionario. Vorrei che ci aiutasse a fare un po' un ripasso perché insomma, è una materia non facile, non semplice, è una materia in continuo divenire, quindi in continuo mutamento e insomma, vorrei che ci aiutasse a fare chiarezza da questo punto di vista. Partiamo a spiegare che cos'è il mercato azionario, quando ne sentiamo parlare che cosa significa e ci si immagina sempre qualcosa di complesso. Ci aiuta a fare chiarezza. Allora, io rispondo in maniera poco tecnica e con un linguaggio molto colloquiale, magari non dirò non userò termini tecnicamente corretti, ma mi interessa far passare il messaggio oggi. Non è una lezione di finanza, quindi significa, insomma, parlare semplice. Allora, un'azione significa comprare un pezzettino di un'azienda. Okay? Quando compro le azioni, compro un pezzettino, mi lego al futuro di quell'azienda, ai risultati che quell'azienda porterà, insomma, sarà in grado di portare. Questa azione è quotata sul mercato, quindi il mercato dà un prezzo, dà un valore a questa azienda in base a tutta una serie di dati. Comprare il mercato azionario significa, faccio un esempio, non lo so, comprare il settore automotive, i produttori di auto, che ne so, Volkswagen, me ne viene in mente uno come titolo, oggi particolarmente sottoquotato. Se l'azienda stimerà che Volkswagen abbia una potenzialità di crescita elevata e io avrò comprato un'azione Volkswagen, questa azione salirà perché il valore dell'azienda salirà. Questa è l'azione. Comprare il mercato azionario significa comprare, per esempio, un fondo. Un fondo è un insieme di titoli azionari, magari di un determinato settore, magari categoria, zona geografica. Okay? Posso comprare l'azionario cinese, quindi comprare le azioni del mercato cinese, cioè un pezzettino di ogni azienda del mercato cinese. Questo è un fondo che investe sul mercato cinese, fondo azionario. Se il mercato cinese crescerà, il valore di questo fondo aumenterà e io ne beneficerò in parte. Il guadagno mio sarà derivato dalla crescita di questo mercato. Questo è un pochettino il mercato azionario, detto in maniera molto semplice. Cioè, è un po' più complessa di così, ma non voglio approfondire troppo insomma, in questa fase. Per quel che riguarda il mercato obbligazionario, prendo i titoli di Stato, tecnicamente è un debito che lo Stato assume nei miei confronti, quindi io presto del denaro allo Stato, lo Stato fa le proprie attività e so per certo assume un'obbligazione, in questo senso, di restituirmi il denaro alla fine di questo periodo. Se questo periodo dura meno di 12 mesi si chiama BOT, se dura più di 12 mesi si chiama BTP. In questo tempo, ad ogni scadenza semestrale annuale, mi corrisponderà degli interessi e alla fine, oltre agli interessi, mi restituirà anche il capitale. Questo è come funziona un'obbligazione, cioè lo Stato si assume l'obbligazione di restituirmi i soldi prestati maggiorati di un interesse. Okay? Quindi anche il mercato obbligazionario è soggetto ad una variabilità, nella vita del titolo c'è una variabilità e questo è dipendente da diversi fattori, uno tra cui citato prima la politica dei tassi. Okay. Cosa è più rischioso tra i due? L'azionario o l'obbligazionario? Dipende dalle fasi di mercato. Tendenzialmente il mercato azionario viene identificato come più volatile, cioè si muove di più. Ci sono fasi di mercato in cui l'obbligazionario potrebbe addirittura essere anche più rischioso dell'azionario. Tendenzialmente il mercato azionario è più rischioso e tendenzialmente anche più redditizio nel lungo termine. Bisogna molto andare a capire se questo tipo di investimenti
sono tarati su breve termine, medio termine e lungo termine. La differenza non la fa soltanto lo strumento, ma la fa anche il tempo per il quale si sta investiti. E quindi questa è la parte in cui bisogna ascoltare con molta attenzione il cliente. Faccio un esempio: se viene un ragazzo giovane a chiedermi di fare un investimento cercando rendimento, ma tra 2 anni deve comprare casa, è difficile suggerirgli un mercato azionario dove può esserci una forte variabilità e magari potrebbe andare incontro a segni meno poco prima di un acquisto importante. In questo caso io, nonostante lui voglia portare a casa rendimento e quindi assumersi rischio, cerco di disincentivarlo perché non è in linea con i suoi obiettivi. Alle volte bisogna dire anche di no ai clienti, perché magari, insomma, mossi da tante idee, forse non hanno cognizione di causa di quello che stanno facendo, o non si rendono conto, gli manca un pezzettino, guardano solo al rendimento ma non considerano il rischio. E questo è uno degli aspetti che spesso e volentieri mi rende anche antipatico a volte nelle spiegazioni, perché devo dire di no ai clienti. Il ruolo, insomma, è proprio quello di consigliare qual è la soluzione migliore, proprio perché Certo. ognuno ha obiettivi diversi, come dicevamo Certo, poco fa, certo. e situazioni diverse. Prima di andare in pubblicità, lei poco fa ha menzionato il mercato cinese. Anche in questo caso ci sono titoli in questi giorni, insomma in queste settimane, che parlano delle prospettive del mercato azionario cinese per il 2024. In particolare, insomma, si dice che il mercato azionario cinese è pronto a risalire proprio nell'anno del drago. Riusciamo a fare un po' di chiarezza anche da questo punto di vista? Che cosa possiamo dire? Allora, per quel che riguarda il mercato azionario cinese, io personalmente lo vedo molto sottoquotato, molto basso. Sappiamo che la Cina non è estremamente trasparente nella comunicazione dei dati, però di fatto è un mercato che è la seconda economia mondiale in questo momento, di fatto sta crescendo e continua a crescere, ci sono dei problemi interni e sappiamo che è un mercato che presenta dei rischi, ma se io penso a un medio-lungo termine da questi valori così sottoquotati, secondo me oggi è un buon punto di ingresso, perché comprato in questa fase e tenuto per un medio-lungo termine è impensabile in questo momento, secondo me, che la Cina tra 3, 5, 7 anni valga meno di quanto vale oggi. Sono in crescita, è un settore fortemente in crescita, in realtà è lo Stato in crescita interamente, quindi io lo vedo come un momento buono per l'acquisto sicuramente. Certo, bisogna essere consci che ha una volatilità, bisogna essere tolleranti al rischio, con determinate caratteristiche ovviamente. Certo. Non è un mercato speculativo, lo compro oggi e domani lo venderò con il 20% in più di rendimento. Se è questa la logica con la quale sto comprando, io sono molto contrario. Con i dovuti punti esclamativi, con la dovuta attenzione e i dovuti modi, secondo me oggi offre buone opportunità. Sempre molta cautela, perché poi insomma sul web si leggono tantissime cose, ecco perché la Cina non deluderà gli investitori nel 2024, insomma titoloni e quant'altro, però bisogna insomma essere consci e affidarsi, ecco, anche a chi. Ma poi bisogna vedere anche quanta parte di patrimonio, perché voglio dire, se una persona mette un 5% a rischio del proprio patrimonio, conscio del fatto che sta assumendo del rischio, ma su una piccola parte si può investire 100% delle mie finanze, tutto quanto sul mercato, che potrebbe anche fare un meno 10, meno 15, meno 20%, caro cliente, sai che lo stai facendo, ti rendi conto di questo, qualora succedesse uno scenario avverso e perdessi il 20%, saresti comunque tranquillo? A fronte di queste domande io vedo le famiglie tentennare, quindi cerco di scoraggiarli e dire: guarda, vai piano, non è il caso di entrare con tutte le scarpe in questo tipo di mercato, magari cerchiamo di diversificare, che comunque diversificare è sempre un'ottima strategia, insomma, con il dovuto buonsenso, però in questo caso, assolutamente, se è congruo col profilo del cliente, io vedo buone opportunità di investimento in questo momento in quel settore. Chiaro. Noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, torniamo davvero tra pochi minuti. Rieccoci nuovamente in studio, torniamo insieme a parlare di risparmi e di investimenti con le indicazioni e anche i consigli dell'esperto Mauro Schileo, consulente patrimoniale, al quale rivolgo una domanda che ci è arrivata proprio durante la pubblicità. Poco fa parlavamo di mercato azionario cinese, ci chiedono che cosa ne pensa dei bitcoin, di cui insomma soprattutto nell'anno passato, negli anni passati, ma anche adesso insomma si sente parlare molto. Che cosa ci può dire lei? È una materia riguardo? controversa, molto controversa. Sento molti esperti da divano di Bitcoin, come si dice.
Beh, allora, in questo momento, negli ultimi giorni hanno raggiunto dei picchi massimi, siamo intorno ai massimi storici. Non è detto che questo significhi necessariamente che non cresceranno più o che scenderanno. Secondo me il Bitcoin è uno di quegli investimenti particolarmente rischiosi dove, se proprio un cliente vuole investire qualcosina, è bene che sia una piccola parte del patrimonio, l'1, il 2, il 3%, poco, perché è soggetto a una grande variabilità. Ci sono casi in cui il Bitcoin è sceso parecchio, vedere i meno 50, meno 70, cioè meno 60% è una cifra molto consistente. Se uno è disposto a perdere queste cifre, ok, io comunque più di tanto un cliente non lo esporrei a questo rischio. E comunque in un'ottica di diversificazione, mai strumento principale, mai tutto su quello. Sarebbe una scommessa bella e buona e io evito. Anche perché, e questo perdonami Alice, ma è un aspetto molto importante, ci sono due temi sui portafogli. Uno difendere e l'altro attaccare, nel senso difendere vuol dire non prendere rischi o prendere rischi ragionevoli, attaccare, cioè portare a casa il rendimento, quindi far crescere il portafoglio. Bitcoin secondo me è uno strumento particolarmente rischioso, certo può essere molto premiante nel lungo termine, ma può anche essere particolarmente deleterio e generare forti segni meno. Una famiglia deve fare molta attenzione. I giovani vedo che amano molto quel tipo di strumento perché puntano al guadagno subito molto forte. Certo che molto spesso, se succede il contrario, già le finanze dei giovani sono normalmente più ristrette rispetto a persone con più storicità. Perdere Si rischia di compromettere insomma, sì, i propri risparmi. Ricordiamo però come funzionano i Bitcoin, qual è il meccanismo che regola l'andamento? Oggi penso agli ETF, sono strumenti, diciamo, assomigliano a un fondo, la semplifico il più possibile, dove si compra un pezzettino delle criptovalute o si compra in maniera indiretta un Bitcoin. Evito di spiegare come funziona tecnicamente un Bitcoin per non fare una lezione di finanza pesantissima, ma il concetto è che oggi ci sono strumenti finanziari che permettono di andare in maniera indiretta su quella valuta digitale. Non toglie però che la volatilità, cioè quanto si discosta quel bene da un indice teorico di rendimento detto benchmark, rimanga pericoloso come strumento. Ecco, la sintetizzo così per non essere troppo tecnico. Quindi grande cautela, ma volevo anche capire se le vengono proposti, cioè se le vengono richiesti dai clienti che poi si rivolgono a lei, se sono interessati, se stuzzicano la curiosità. Normalmente sono tutti interessati a sapere perché si sente sempre, soprattutto si legge su internet, sulla fantafinanza del ragazzo che ha comprato 1000 euro di Bitcoin all'epoca che fu e oggi ha 1 milione di euro. Io vedo che i giovani tendono a essere più interessati, ma normalmente è uno strumento che fa più paura che interesse, tutto lì. È una cosa un po' nuova, particolare. Io personalmente non ne ho in portafogli in questo momento. E quindi già questo è un dato insomma, significativo. Ne nel ho senso avuti, che... non ne ho più. Ecco. Quindi significa insomma, che da esperto si sente insomma, Ma magari sbagliando anche, non lo cautela. so, in un'ottica di diversificazione, secondo me dopo una crescita molto forte è anche bene, perché poi, sai, le persone tendono ad avere amore verso un titolo, un fondo, un investimento in generale che è cresciuto parecchio, perché se da 100 è diventato a 120, 130, 150, allora è un buon investimento. Sì, ma non crescerà per sempre, è un'onda, non è una linea retta. Quindi in questo caso, quando ci sono delle buone performance, è anche bene imparare a monetizzare e capire quali sono altri mercati sottoquotati dove replicare quella buona performance. E questo spesso non succede nelle famiglie, perché gli investimenti che rendono, le persone tendono ad innamorarsi di quel titolo, di quel fondo e quindi a tenerlo in portafoglio a oltranza finché non perde, e quando perde avremmo dovuto venderlo prima. Il consulente serve anche a questo, a dare il suggerimento del caro cliente: abbiamo raggiunto un certo target di crescita, usciamo. Ecco perché impostare degli obiettivi in anticipo è particolarmente importante per sapere quando uscire. Che cosa significa diversificare gli investimenti e quanto è importante nell'ottica appunto di gestire il patrimonio di una persona, di una famiglia? Ma non è importante, è fondamentale, nel senso che diversificare
Allora, certi economisti dicono che quando non sai cosa fare diversifica. Io dico sì, è vero che chi non sa cosa fare diversifica perché nel dubbio porta a casa un po' tutte le casistiche di mercato e quindi qualcosa che funziona ci sarà. Ok, ci sono dei momenti di mercato in cui è più facile scegliere un settore piuttosto che un altro. Questa è una fase dove, per esempio, comprare titoli di Stato sottoquotati, comprare un po' di azionario cinese sul lungo termine può portare rendimenti. Sì. Occorre comprare solo quello? No, perché comunque noi non abbiamo conoscenza di cosa succederà e per esempio le materie prime possono essere un attivo di diversificazione, quindi diversificare ha sempre senso. Certo, il consulente serve anche per capire quali sono i mercati giusti su cui andare a diversificare e quindi per avere più opportunità in portafoglio e meno rischio, che è sempre il concetto fondamentale, quindi tendenzialmente la diversificazione è sempre corretta, fondamentale. La concentrazione di rischio, io adesso non voglio tornare troppo indietro nel tempo, ma ci sono azioni di banche popolari venete non quotate, cito Veneto Banca e Popolare di Vicenza. All'epoca andava molto di moda concentrare il portafogli interamente su quelle azioni perché rendevano. Abbiamo visto che fine hanno fatto le banche venete, quelle azioni sono andate a zero. Certo, è andata bene finché è andata bene, poi hanno perso tutto. Diversificare era una di quelle buone azioni che non è stata fatta all'epoca. Io sono sempre stato molto contrario al concentrare il portafoglio tutto su un unico punto. Penso di interpretare un po' la curiosità, insomma, delle persone da casa, soprattutto perché in questo momento c'è una grande pubblicità sui BTP, quindi sui titoli di Stato, per la loro, insomma, tonicità, diciamo così. Come funzionano? Ci aiuta a capire se può essere uno strumento valido, se possiamo valutare in maniera positiva, ecco, questo prodotto. Come sempre dipende dai casi, dalle famiglie. Secondo me i BTP in questo momento sono una buona alternativa. Il BTP valore, francamente, non è così male, ma personalmente ritengo ci siano altri BTP già quotati a mercato, già emessi, che danno, secondo me possono dare soddisfazioni maggiori rispetto al BTP valore, solo che non sono pubblicizzati dal governo. Diciamo che è un mercato un po' per gli addetti ai lavori, bisogna anche un po' saperne. Le famiglie vedono la pubblicità di un titolo, hanno difficoltà a valutare se quel titolo è migliore rispetto ad altri, ci vuole un tecnico per fare questo, quindi sì, va bene, sulla finanza fai da te. Diciamo che se c'è un professionista che ti segue, c'è possibilità di portare a casa qualche punto percentuale in più, io credo proprio di sì, francamente. Senta, un altro tema di cui avevamo dibattuto anche molto nel 2023, che aveva suscitato, mi ricordo, anche alle telefonate che erano arrivate grande interesse, è il tema delle successioni ereditarie, sempre un po' spinoso talvolta, no? Sì, quello è uno dei temi principali in assoluto. Io invito tutte le famiglie a fare una riflessione perché il ragionamento sempre è chiaro, io auguro lunga vita a tutti, tanta salute, ma sappiamo che non siamo qui per sempre e se dovessi venire a mancare oggi, cosa succederebbe al mio patrimonio? A chi andrebbe il mio patrimonio? Avrebbe una ripartizione corretta presso i miei familiari, affetti, insomma le persone a me care, andrebbe a chi voglio, non andrebbe a chi non voglio, perché c'è anche questo da considerare, magari ho dei rapporti logori, magari ho delle persone che voglio tenere fuori, magari non sarebbe corretto ripartirlo. Questi sono aspetti importanti. Faccio il classico esempio di una famiglia dove ci sono 3 figli, di cui uno vive in famiglia e lavora in azienda, un altro vive un po' lontano da casa e un altro vive all'estero. È giusto che il mio patrimonio venga ripartito equamente su tutti e 3 i figli? Non lo so. E se non è così, come posso fare per correggere questo aspetto? Ho più immobili e voglio darne uno a un figlio, uno a un altro. Come si fa? C'è un impatto fiscale anche in tutto questo. Come posso ottimizzare l'aspetto fiscale? Quindi come posso far sì, prima di tutto, anzi a monte, di non lasciare strascichi e non lasciare liti tra gli eredi, quindi lasciare una situazione di armonia familiare, perché magari va tutto bene finché sono in vita, ma dal momento in cui non fossi più in vita, in questa famiglia probabilmente andrei a distruggere i rapporti. E questo credo che da buon padre di famiglia sia uno di quegli aspetti. Aspetto da considerare, beh, certo. Sì, assolutamente, insomma. Senza contare la tutela, perché poi magari il coniuge superstite riuscirà a sostenersi nonostante la premorienza. Ci sono diversi casi.
si può morire ad ogni età, e questo è brutto da dire, ma di fatto è uno di quei casi da considerare. Ho seguito anche casi di famiglie in cui ci sono state insomma, situazioni critiche, sia di giovani che di meno giovani. Avere tutelato il patrimonio in anticipo ha fatto notevolmente la differenza. Il male al cuore non lo toglie nessuno, nel senso che comunque la sofferenza familiare non cambia, ma almeno un problema in meno ce l'hanno, che è quello economico. La sofferenza non la posso togliere, ma almeno il problema economico quello sì. Quindi ecco perché è uno degli aspetti dove secondo me un consulente non può non intervenire e fare delle considerazioni con la famiglia. Ci vuole un certo grado di conoscenza, ci vuole un certo grado di fiducia e soprattutto di esperienza nel saperlo fare. Che cosa significa tutelare in anticipo, prima che sia troppo tardi, il patrimonio? In che modo ci si può insomma preoccupare in anticipo e chiarire un po' quella che potrebbe essere la situazione futura? Beh, prima di tutto faccio un esempio molto semplice: se domani dovessi venire a mancare io, signore anziano, a mia moglie rimarrebbe la casa, andrebbe in eredità con altri figli, magari ho un figlio separato e che quindi separato significa ancora sposato e quindi anche la compagna potrebbe in caso di premorienza del figlio diventare proprietaria dell'immobile. Cioè, come faccio a tutelare le persone che voglio proteggere? Il caso della moglie, insomma, che di solito negli esempi muoiono sempre i mariti. Si usa questo perché le donne sappiamo che sono più longeve. Come faccio a tutelare mia moglie e darle serenità, sapere che potrà rimanere? Ci sono diversi strumenti, ci sono le donazioni, ci sono gli usufrutti, la nuda proprietà, si può vendere un immobile, si possono ragionare con le società, ci sono 1000 strumenti per risolvere questi problemi. Prima di tutto bisogna analizzarli, capirli con precisione e dopodiché capire qual è la strategia meno costosa, perché a volte non costa niente, alle volte c'è qualche soldo da spendere, bisogna capire cosa fare. Ma soprattutto bisogna tutelare gli eredi in maniera che non ci siano possibilità di impugnazione del testamento, se ci sono testamenti, o liti tra gli eredi, perché questo è uno degli aspetti importanti, insomma. Chiariamo anche il concetto di asse ereditario, perché è fondamentale, insomma, capire anche questi aspetti. Sì, l'asse ereditario è tutto quello che va in successione. La formula è semplice, è relictum, cioè tutto quello che ho io in proprietà, meno debitum, quindi meno tutti i debiti, più donatum, quindi quello che ho donato in vita nel momento in cui vengo a mancare torna a far parte del patrimonio per il calcolo dell'asse ereditario. Sull'asse ereditario si calcoleranno le quote in base a una tabella statale. Si può ovviare a questo ragionamento? No, perché questo vale per tutti. È una tabella statale, lo Stato impone che venga fatto questo. Certo che io posso arrivare a quel momento preparato, o meglio, aver tolto dalla mia proprietà in vita alcuni beni, quindi averli venduti piuttosto che spostati agli eredi tramite donazione, usufrutto, nuda proprietà, tanti metodi, aver conferito ad una società detenuta dai familiari. Si possono ragionare di diverse vie. Qual è la più conveniente? Questo è assolutamente da valutare caso per caso, non c'è una soluzione giusta, sono tutti strumenti leciti messi a disposizione dal nostro governo, bisogna però sapere come funzionano. Legalmente parlando è importante fare i passi giusti. Si può escludere qualcuno dall'asse ereditario, insomma, in fase di successione? Ci sono degli eredi che hanno legittimi, gli eredi legittimi, per esempio i figli, non posso escludere un figlio, posso ridurre la quota di eredità che andrà a un figlio, ma io non posso azzerare una quota ereditaria. Questo legalmente parlando proprio non si può fare. Posso scrivere sul testamento che tutti i miei beni voglio che vadano ad un figlio e non a un altro, o a un qualcuno e non a qualcun altro, ma se questi impugnassero il testamento avrebbero diritto ad avere una parte. Quindi in vita bisogna ragionare anche in questo, come farlo in maniera che sia corretto, legale e soprattutto che non sia impugnabile. Ricordo che nelle puntate precedenti un altro tema che aveva suscitato grande interesse era insomma quello dei fondi pensione. Che cosa possiamo dire su questo? Fondi pensione è una delle leggi ben fatte in Italia, secondo me, mi piacciono molto, io lo consiglio sempre a tutti perché fondamentalmente risolvono un tema fiscale
perché di fatto sappiamo che per esempio per il TFR sto parlando, in azienda ha una determinata tassazione, mentre sul fondo pensione ha una tassazione nettamente più bassa. Qui non occorre il consulente o il guru della finanza per capire che è meglio pagare meno tasse che pagarne di più. È lo stesso Stato che invita i contribuenti a sottoscrivere i fondi pensione. Perché? Perché sa già che la pensione sarà un tema a tagli decrescenti e quindi per integrare questa pensione spinge sull'acceleratore fiscale per portare le persone ad avere un tesoretto una volta arrivati in quella fase. Ci sono tante cose da sapere, ma sicuramente è uno di quegli aspetti che non si può non avere in un portafoglio. Anche qui entro determinati termini, perché bisogna capire un po' come funziona il meccanismo di conversione in rendita o restituzione del capitale. Allora, abbiamo ancora pochissimi minuti a nostra disposizione. Le voglio leggere una domanda che ci è arrivata da casa e insomma una persona che rispecchia un po' quello che ci siamo detti poco fa, e cioè i miei investimenti non funzionano molto bene, che cosa devo fare? Chiaramente non conosciamo tutta la situazione della persona che ci scrive. Questa è la domanda più facile del mondo, sinceramente. Chiamarmi, il numero è lì sotto, 0438 25 11 38. Chiamatemi perché questo è un caso tipico di facciamo una valutazione. Valutiamo che cosa è in portafoglio, che cosa vuoi, che cosa è in portafoglio e se questo portafoglio è in linea con quello che vuoi, capito questo, che tipo di correzioni possiamo fare, è adatto a quello che vuoi ed è corretto nel mercato attuale. Se risponde a queste domande, allora siamo allineati. 99 su 100 questo cliente, se non è soddisfatto, non ha quello che vuole e se ce l'ha non è sui mercati corretti in questo momento. Questa è la risposta. Quindi assolutamente alzare il telefono e chiamarmi è la scelta più adeguata. Altra domanda velocissima che è arrivata, e penso un po' ambiguo. Penso che la mia banca sia il problema. Come posso fare per cambiare? Chiamarmi come sempre, ma penso che la banca sia il problema e qui secondo me è un rapporto di fiducia. Allora, diciamocela tutta, le banche seguono una logica di budget, in generale devono proporre determinati portafogli, tendono a proporre determinati portafogli e i clienti, non avendo pienamente coscienza degli strumenti finanziari che hanno in portafoglio, tendono a fidarsi, quindi spesso e volentieri sono vittime di questi budget, hanno comprato strumenti che non conoscono fino in fondo. Avere i professionisti al seguito serve proprio a risolvere questo tipo di problema. Io personalmente non ho budget da perseguire, quindi di fatto non devo vendere prodotti, devo collocare quello che serve al cliente. Ecco perché la fase di analisi, ascolto è fondamentale. E di fatto penso di dire cose abbastanza popolari: se una persona va in banca oggi, credo che il tempo dedicato all'ascolto della persona sia particolarmente ridotto, se non zero. Oggi la domanda è: cara banca, ho tot denaro, che cosa posso comprare? E magicamente verranno fatte delle proposte. Ma come posso fare una proposta ad un cliente se non conosco veramente le sue esigenze fino in fondo? Quello è vendere prodotti, non è fare consulenza. Io non vendo prodotti, io faccio consulenza, è un po' diverso. Senta, ultimissima cosa, abbiamo insomma parlato un po' di ripasso di mercato azionario, di successione, abbiamo fatto un po' un riepilogo insieme e vorrei introdurre il tema della prossima puntata che sarà investimenti ancora, ma ancora più nello specifico, e in particolare di investimenti legati al campo, al settore dell'arte. Brevissimamente che cosa possiamo insomma anticipare? Possiamo anticipare che uno degli investimenti che non c'entra con le banche, ma che di fatto magari oltre che a generare qualche rendimento può anche abbellire le proprie case e insomma piacere all'occhio, in questo senso, è l'arte. Sarà ospite un mio amico di fatto che lavora in questo campo e che fondamentalmente ci racconterà un po' come funziona il mercato dell'arte, non solo a scopo investimento ovviamente. Perché può essere comunque un buon investimento che parte sempre dalla passione e l'amore per l'arte, no? Ma certo, beh, può anche essere uno strumento buono per il tema successorio, perché di fatto anche le opere d'arte vanno in successione. Ovvio che magari comprare un quadro per dire lascerò in eredità ai miei figli il quadro, non so se può essere un ragionamento così corretto, io non sono un esperto in quel campo, ma fondamentalmente insomma
esiste anche questo aspetto. E ne parleremo. Grazie a Mauro Schileo, consulente patrimoniale, di averci raccontato, e poi insomma nelle prossime puntate, perché ne avremo altre insieme, avremo modo di spiegare e raccontare altri temi importanti che insomma sono di utilità e anche di curiosità comune. Grazie davvero. Grazie. Grazie a voi per averci seguito, io vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.